Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata dell'Analisi. Apriamo la settimana con ospite il collega Francesco Giorgioni, ex dell'Unione Sarda e Polis Sardegna 24 e oggi autore di un blog di successo, francescogiorgioni.blogspot.it, che vi invito a visitare. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao Nardo, buonasera a tutti. Allora, parliamo di politica. Daremo anche un'occhiata a quello che accade in Costa Smeralda, perché so che sei un attento osservatore di queste vicende. Sulla politica oggi ovviamente è il giorno della fiducia al governo Letta, ci arriviamo dopo una serie di forti polemiche che hanno martoriato, direi, soprattutto il centro-sinistra. C'è il PD che continua a fare i conti con le larghe intese, il segnale è che non tutto va bene, no? Un po' il portavoce del malessere in questi giorni è quello di Pippo Civati, che ha scelto proprio di non prendere parte al voto. Secondo te che cosa sta accadendo nel PD? Che futuro vedi in un partito che non riesce a trovare tutto sommato un'amalgama che forse non ha mai trovato, a dire il vero, perché insomma è un insieme di... L'espressione più ricorrente è che è un partito mai nato, nel senso che è una somma di diverse componenti, di diverse origini anche culturali, quella progressista e quella cattolica, che l'amalgama non lo hanno mai trovato. Anche se molti sostengono che sia il caso di concludere queste divisioni, queste lacerazioni interne, poi di fatto alla prova degli elementi concreti, quelli probanti, queste divisioni si ripropongono. Civati e altri hanno deciso di stare con la base, una base che evidentemente non digerisce appieno questa decisione di aderire ad un governo di coalizione, di larghe intese, che obiettivamente per molti militanti del PD pensare di poter in qualche modo percorrere un tratto di strada assieme con il PDL è cosa di difficile accettazione e quindi io credo che probabilmente poi questi momenti di scontro, di dissidio si riproporranno anche più avanti e probabilmente metteranno in discussione la stessa sopravvivenza del partito. Quindi rischia secondo te il PD la sua stessa sopravvivenza? Voglio dire, il dibattito sulla rete, ma anche quelli che si sono aperti nelle piccole sezioni di partito, come nei consessi più prestigiosi, dimostrano che c'è una divisione profonda all'interno. O si troverà una ragione per poter andare avanti che sia più forte di queste divisioni, o diversamente deve anche prendersi in considerazione la possibilità che questa crisi non venga superata. Ecco, ma hai avuto la sensazione che durante le convulse fasi delle votazioni per l'elezione del Capo dello Stato sia stato come se i parlamentari del PD si fossero chiusi in un bunker senza recepire affatto quello che invece proveniva dall'esterno? Più che una sensazione è quasi una certezza, cioè la Finocchiaro che si rivolge alla gente che si era riunita al di fuori del teatro che ospitava l'assemblea e che dice: questa gente cosa ci fa qua fuori? Dimostra evidentemente che c'è uno scollamento tra la base, tra la gente comune, tra il popolo del PD e quelli che sono i quadri dirigenti, che è fortissima. Questa mancata interpretazione delle istanze della base poi alla fine è la causa principale di questa difficoltà. È quello che poi si è riproposto quando c'è stata la votazione per il Presidente della Repubblica. Su alcuni nomi evidentemente la base era in totale disaccordo. Il problema non erano tanto i nomi, è il fatto che i dirigenti non capissero il perché venissero espresse queste perplessità così forti su certi nomi. Quello di Marini, che sarà anche un galantuomo, ma evidentemente appartiene ad una politica che ormai ha fatto, come dire, il suo corso, il suo tempo. Ti hanno convinto, visto che hai partecipato, c'ero anch'io alla riunione organizzata qua ad Olbia tra il parlamentare Scanu, che ha preso parte alla votazione, no, per il PD, e la gente del PD, insomma, ci sono state le spiegazioni sul perché è stato detto no a Rodotà. A te hanno convinto? È stata un'analisi secondo me molto franca da parte del parlamentare Scanu. Ci sono questioni di cuore, ci sono questioni, come dire, numeriche che hanno determinato poi il risultato di questa votazione. Lui ha detto non avrebbe avuto i voti sufficienti da una parte, poi dall'altra è stata strumentalizzata in qualche modo la sua candidatura. Certo, alla fine penso che il problema fondante stia nel fatto che fossero i 5 Stelle ad aver proposto questo nome.
Tutto sommato è una spiegazione che non è nuova, nel senso che altri hanno fornito, come dire, le stesse ragioni per motivare questo sostanziale rifiuto da parte della PD di candidare a Rodotà. Anche in questo senso non tutti sono d'accordo, vedo insomma che qualche dissenso è stato espresso e si è manifestato anche in maniera piuttosto vistosa. Indubbiamente la figura di Rodotà, che è stata, come dire, anche oggetto di una sorta di apologia negli ultimi mesi, una figura nuova, insomma, una figura che dal punto di vista proprio del prestigio politico, certamente personalità di assoluta addirittura morale, di grande spessore anche dal punto di vista proprio culturale, però forse politicamente il PD aveva elementi maggiormente spendibili per un ruolo così importante. Magari se li spesi male, diciamo. Il problema questo è un dato di fatto. È proprio quello. Sempre in questo incontro di Conscanu e gli elettori del PD, è ovvio che la contestazione è in atto da parte di una buona fetta della base, soprattutto i giovani. Abbiamo visto gli Occupy PD, no? Hanno occupato diverse sedi, anche a Cagliari. Però in questo primo incontro, che forse è stato davvero il primo in Sardegna, di un vero e proprio faccia a faccia per capire che cosa è successo a Roma, i giovani non c'erano. Questo che segnale è? Perché poi invece guardi i social network e trovi tutte le varie dichiarazioni. Un sottrarsi è un'assenza che vuol dire... Comunque non ci voglio parlare, sono ancora... Permettimi di ricorrere ad una metafora. Come sai, io sono appassionato di bicicletta. L'altro giorno sono andato in giro in bicicletta e mentre percorrevo una salita piuttosto impegnativa, a un certo punto mi ha affiancato un signore che andava in bicicletta, ha fatto un tratto di strada con me e poi mi ha staccato con uno scatto fulmineo e l'ho ritrovato in cima alla salita. Ci siamo fermati a parlare quando l'ho raggiunto e mi ha detto: io ho 60 anni, quindi hai 20 anni più di me. Però evidentemente questo signore si allena più di me, è più appassionato della bicicletta di me, la cura insomma con maggiore attenzione, e questo poi se lo, come dire, trasiamo in politica ci porta alle stesse conclusioni. Le idee, se sono valide, se la passione c'è, se la capacità di argomentare è, come dire, efficace, che uno abbia 70 anni o che ne abbia 40, che cosa cambia? Cioè questa moda del rinnovamento mi sa tanto di luogo comune che serve forse per cercare di dare un arco in più alle proprie frecce quando si vuole come dire, sopravanzare una classe dirigente che si è consolidata, ma se quella classe dirigente ha idee che sono più valide e più forti, io penso che i giovani su quel terreno si debbano confrontare. I giovani che erano presenti l'altro giorno all'assemblea sarebbero dovuti restare lì, quei pochi che c'erano, e argomentare, eventualmente contestare anche la linea che Scanu ha espresso. Invece questo non è successo. Cioè la politica si fa attraverso il confronto dialettico, mostrando di avere dei programmi e come dire, delle linee di azione che sono più convincenti, più efficaci rispetto a quelle che i cosiddetti vecchi portano avanti. Quindi non sei d'accordo con la rottamazione a tutti i costi in Renzi style, insomma? Ma no, insomma, ripeto, mi sembra un luogo comune, sì, ci vorrà uno svecchiamento, però come dire, questi titoli giovani si li devono guadagnare sul campo dimostrando di avere delle ricette che sono più gradite rispetto a quelle espresse dalla nomenclatura che conosciamo. Un aspetto, mentre chiedo alla regia, tra l'altro ho problemi col timer, fatemi cenno voi quando il tempo scade, che idea ti sei fatto della vicenda della sparatoria di Roma? Sono piovuti attacchi pesanti anche e soprattutto nei confronti del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Un po' di speculazione o c'è del vero? Che cosa significa? Uno deve dire che tutto va bene, che il Paese vive un momento di profondo benessere, bisogna dire che i ristoranti sono pieni, che la gente va a fare la spesa senza preoccupazioni, per impedire che poi magari qualcuno vada a sparare in mezzo alla folla e poi chi ha detto che le cose non vanno bene venga incolpato di avere armato quella mano. Cioè, la politica è fatta anche di questo, viviamo oggettivamente un momento difficile, di grande difficoltà, di grande malessere, e chi ha senso di responsabilità nei modi dovuti, con manifestazioni di dissenso civili, ha il dovere di esprimere questo disagio. Se poi una persona che evidentemente attraverso un momento di difficoltà personale arriva a fare questo, io non credo che lo si possa imputare a chi in politica denuncia questo momento di grave malessere dell'Italia. Sono cose che sono sempre successe in momenti felici e meno felici del nostro Paese. Chi ritiene che si debbano abbassare i toni
entro certi limiti può avere anche ragione, ma io mi rifiuto di vedere un rapporto causa-effetto tra chi insomma, fa presente che il momento è particolarmente difficile e un evento di questa gravità. Insomma, mi pare che ci sia appunto molta speculazione, anche perché poi quelli che invitano ad abbassare i toni sono i primi che li hanno alzati anche oltre il limite della decenza in altri momenti, quando conveniva loro. Andiamo in discesa adesso e ti porto un momento in Costa Smeralda, perché ho letto diverse cose che hai pubblicato sul tuo blog che riguardano alcuni aspetti controversi, insomma, di questi ultimi anni della costa. Ad esempio c'è quello dei lavoratori che arrivano da lontano, mentre qui insomma, i disoccupati sicuramente non mancano. Che sta succedendo? Sta succedendo che, come già era successo in altre aree della Sardegna, ad esempio in Ogliastra, per quanto riguarda i lavoratori del settore edilizio, si porta qua della manodopera a bassissimo costo con contratti che vengono sottoscritti nei paesi d'origine, in Romania piuttosto che in altri paesi dell'est che si sono recentemente integrati con l'Unione Europea. Sono contratti che prevedono diritti veramente elementari ridotti all'osso, retribuzioni molto basse e che però convengono naturalmente ai datori di lavoro, il che significa che per i lavoratori italiani che hanno ben altre tutele sindacali e ben altri contratti si apre lo spettro della disoccupazione, come è successo in alcuni villaggi di vacanze. Ora, il caso specifico, quello che poi è stato affrontato anche da altri organi di stampa, dovrebbe essere stato risolto. Ci riferiamo a un villaggio vacanze in comune di Arzachena, c'è stato un intervento da parte della politica che in qualche misura è stato anche sollecitato da quello che ho scritto sul blog, però il fatto che un caso sia stato risolto non significa che la generalità dei casi venga conosciuta, possa essere affrontata con la stessa efficacia. Purtroppo è un problema molto serio. Il ruolo del sindacato in questo momento è decisivo per poter mettere in luce questioni del genere, per poter affermare una volta per tutte, voglio dire, il diritto di tutti a lavorare in condizioni dignitose, insomma, il diritto alla malattia e alle ferie che dovrebbero essere insomma, garanzie riconosciute per tutti, ma purtroppo oggi così non è. Due parole anche sul caso del piano del Qatar, che ho visto insomma, il primo progetto dei nuovi padroni della Costa Smeralda è partito male, molto male, perché in sostanza diciamo che l'autorizzazione per effettuare questo villaggio Harrods non prevedeva le trincee dove poi sono stati sistemati i cavi. Che cosa ci dice questo? Perché insomma alla fine sembra un po' curioso che abbiano fatto un errore così madornale. Ci dice che esiste la necessità di fare molta chiarezza sul progetto nella sua interezza. Questa è quindi una singola particella, è il villaggio commerciale che dovrebbe essere costruito al porto. In teoria un villaggio amovibile, nel senso che poi a fine stagione dovrebbe essere partito via, tipo Isarenas insomma. Esatto. Però nel complesso il progetto del Qatar è un progetto che per certi versi è ancora misterioso, nel senso che i precedenti interlocutori delle amministrazioni comunali di Arzachena e Olbia, quindi il principe Karim Aga Khan, la Starwood, Tom Barrack, avevano sempre avuto il buon senso e forse anche l'educazione di presentare i loro progetti nei consigli comunali affinché la comunità se ne facesse un'idea. In questo caso abbiamo una serie di inviati che non si sa bene a quale titolo vengono a presentare dei progetti che però per larga parte sembrano riedizione di vecchi piani, però esattamente quello che vogliono fare non lo si conosce. Finché non si avrà un quadro complessivo chiaro, certo, finché questa gente non capirà che comunque si deve confrontare con amministrazioni comunali che immagino esigano un confronto paritetico, ben difficilmente insomma, si potrà arrivare a una conclusione di questi progetti. Di questi problemi parleremo anche nella puntata di domani dell'analisi, avremo ospite il capogruppo dell'opposizione in Consiglio Comunale di Arzachena e Fisionali. Io ringrazio Francesco Giorgioni per aver partecipato e vi ricordo francescogiorgioni.blogspot.it. 200.000 lettori in un anno. Niente male, complimenti e grazie a tutti, buona serata. Arrivederci.